Abbiamo bisogno di creare ricchezza, ma il nuovo modello produttivo del Nord-Est non può non fare tesoro della lezione imparata in quest'anno di pandemia, in cui il 40% delle aziende ha riorganizzato il suo lavoro con lo smart working e in cui la transizione digitale è entrata non solo nelle aziende, ma anche nelle famiglie. Questo è il messaggio del rapporto 2020 di Fondazione Nord-Est. Questi cambiamenti vanno accompagnati non soltanto con interventi di breve periodo, come quelli del Recovery Plan, ma con interventi strutturali che richiederanno ulteriori risorse, non basteranno quelle dell'Unione Europea. La perdita di ricchezza innescata già dal 2019 nel Triveneto è confermata, meno 9,1% del PIL, crollo del commercio a livello mondiale con un meno 10%, meno 16% per l'export. I settori più colpiti, servizi e turismo, quest'ultimo con un crollo degli arrivi di oltre il 50%. Un rapporto che guarda in faccia la realtà e impone alla categoria responsabilità. Siamo noi imprenditori che dobbiamo essere attori protagonisti principali, siamo noi che conosciamo i mercati, che conosciamo i nostri prodotti. Ci sono degli esempi eccellenti nel mio territorio di aziende che hanno potuto anche sfruttare questo momento così drammatico. Avremo bisogno di immaginare da subito quali settori possono avere la capacità di riprendere ad andare veloci e quali invece soffriranno e che quindi necessiteranno di ristrutturazione o addirittura di riconversioni. Il nostro territorio ha dimostrato forse più resilienza di altri, però questo è un problema che dovremo affrontare.